Cena di gala all'Istituto Alberghiero Pietro d'Abano per il momento conclusivo di un piano nazionale del Ministero dell'Istruzione che ha avuto lo scopo di far conoscere la cultura del Made in Italy in Europa. Veneto Food in Connection with Europe. È questo il titolo del progetto vincitore presentato dall'Istituto Alberghiero di Abano Terme. 3 delegazioni, formate ognuna da 12 persone, tra studenti, professori e chef del territorio euganeo, sono state ospitate in 3 differenti scuole alberghiere europee, per insegnare come cucinare piatti tipici della nostra tradizione. I paesi coinvolti sono stati Norvegia, Inghilterra e Germania. Sì, di questa è davvero una bellissima esperienza di crescita per gli studenti, ma non solo, insomma, forse per tutto il mondo della scuola. Sì, senz'altro, soprattutto per una scuola professionale come la nostra che è appunto dedita all'enogastronomia, all'agroalimentare. Abbiamo vinto questo concorso nazionale, ne siamo orgogliosi e fieri, è stata un processo di costruzione di tutto il percorso molto lungo, perché appunto non è soltanto il presentare il piatto finale, il menù tipicamente veneto per l'occasione, ma è costruire un percorso culturale e didattico con i ragazzi che ha coinvolto, vorrei dire, la stragrande maggioranza delle discipline. Quindi a parte la sala, a parte il ricevimento, a parte la cucina e a parte la lingua inglese, c'è stato tutto un movimento che ha riguardato lo studio della storia, del prodotto, gli usi e i costumi locali, chiaramente tipicamente nel Veneto con prodotti tipici, lo studio della cultura veneta da altri tempi, perché abbiamo voluto anche rappresentare e simulare dei piatti tipici che i nostri nonni facevano, chiaramente migliorati, ricostruiti, rivisitati dai nostri chef che hanno fatto un lavoro enorme. Il menù della cena è stato caratterizzato da piatti tipici regionali come il baccalà mantecato, risi e bisi con prosciutto di Montagnana e coniglio alla veneta accompagnato da patate di rozzo e asparagi. Durante la serata, organizzata contemporaneamente a Padova, a Liverpool in Inghilterra, Mannheim in Germania e Borkenes in Norvegia, erano in collegamento video e audio per scambiarsi opinioni sull'esperienza vissuta. Il cibo può unire popoli diversi. Dopo il successo di questa edizione, il progetto avrà quindi buone probabilità di avere un proseguo.